Contrasti tra la Moncada Energy Group e il comune di Porto Empedocle, ieri la lettera dell'azienda, oggi conferenza stampa del sindaco. Faraone ed Armao presentano ad Agrigento il terzo polo, a Cammarata Salvini presenta i candidati della Lega. 35enne gestore di una panineria del centro di Licata picchiato a sangue dal branco per futili motivi davanti al suo locale. Caro Libri, nuova stangata per le famiglie, addio a mascherine e DAD. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dei contrasti tra la Moncada Energy Group e il comune di Porto Empedocle. Ieri l'azienda ha diffuso un'ampia lettera, oggi il sindaco di Porto Empedocle convoca la stampa. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sindaco, sulla Moncada Energy lei oggi tiene una conferenza stampa per chiarire alcuni punti, è una risposta a un documento pesante che la Moncada Energy ha fatto contro l'amministrazione comunale. Sembrerebbe che lei non voglia accettare quanto offerto dalla Moncada. Ecco, come stanno effettivamente le cose? Io ho organizzato questa conferenza stampa per chiarire un attimino le idee prima alla città e poi alla Moncada Energy. La Moncada Energy deve semplicemente rispettare una sentenza del 19 ottobre 2021 del Tribunale di Agrigento che gli impone di pagare i canoni dal 2013 ad oggi, perché è dal 2013 che non paga nessun canone a questo comune, e di restituire gli immobili. Tutto questo nasce da un contenzioso partito con l'amministrazione Firetto, concluso con l'amministrazione Carmina. Quindi mi sono limitato semplicemente a far rispettare una sentenza. In merito poi alle affermazioni di qualche nostro concittadino che ha detto che l'operazione Moncada era stata ed era una parentesi positiva per questa città, volevo sottolineare, e le carte, il contratto che posso visionare tutti lo prevede, che in quell'occasione la Moncada Energy si aggiudicò quell'area offrendo un prezzo del 65% in più rispetto a quanto stabilito dal comune di Porto Empedocle, ben 97.000 euro in più. Bene, immediatamente dopo, nello stesso contratto del 2007, il comune di Porto Empedocle, su richiesta della Moncada, gli concesse uno sconto di 77.000 euro per i 7 anni successivi, quindi un importo di circa 500.000 euro. Quindi le opere che Moncada ha realizzato per il 99% le ha pagate la collettività empedoclina, non le ha pagate certo Moncada. Quell'area che nel 2007 doveva essere un'ipotesi di sviluppo industriale per questa città, un'ipotesi di riscatto per questa città, dal 2007 ad oggi, 15 anni dopo, in realtà è ancora un cimitero industriale. Quando la Moncada Energy viene intimata per la restituzione dei locali e per pagare canoni arretrati, disse inizialmente sì, per un motivo semplice. Perché la restituzione degli immobili, che non ha mai ristrutturato tranne quello dove allocava gli uffici, con la restituzione degli immobili avrebbe risparmiato 220.000 euro e corrisposto al comune per altri 10 anni l'importo di 24.000 euro come diritto di superficie, una superficie di 68.000 metri quadrati. Ad oggi la Moncada Energy in tutte le sue proposte non ha mai avanzato l'ipotesi di un'idea di sviluppo industriale per il rilancio di quella città, ha solo questo atto nei confronti di tutte le amministrazioni, compresa quella Firetto e quella Carmina, e compresa la mia, solo la rimodulazione del canone di affitto. Questo era ed è e continua ad essere l'unico interesse della Moncada Energy su quell'area. Nessuna ipotesi di sviluppo, perché nell'ipotesi contraria, se avesse proposto un'ipotesi di rilancio di quell'area, nessuno avrebbe detto no. Io oggi sto facendo rispettare e portare avanti semplicemente una sentenza del 19 ottobre 2021, un mese prima che io mi insediassi come sindaco, una sentenza del Tribunale di Agrigento che condanna la Moncada Energy al pagamento dei canoni e alla restituzione dei locali. E quando la Moncada Energy afferma nella nota apparsa sulle testate giornalistiche di questi giorni che abbandona la città per colpa del sindaco,
volevo sottolineare che la Moncada Energy ha già abbandonato da tempo la città di Porto Empedocle, che quel cimitero industriale come era prima si è fatto solo gli occhi, in realtà tutto è rimasto come era, immobile, nessun posto di lavoro è stato creato. Dei 92 posti previsti nel piano industriale del 2007 ad oggi, dopo 15 anni, nulla ha visto questa città e nonostante questo la Moncada Energy continua a sostenere di voler detenere un'area per tenere in ostaggio una città che non merita questo. Quindi finché sarò sindaco, finché resterò sindaco di questa città, farò una cosa semplice, quella di difendere gli interessi di questa città, in modo tale che quell'area ritorni alla città di Porto Empedocle, in modo tale che in quell'area dove vi sono, visto che rappresenta l'unica area che in questo momento, con tutte le vicissitudini che attraversano il mondo intero, è l'unica area appetibile agli investitori nazionali ed esteri, ma che oggi è sotto la spada di Damocle di una Moncada Energy che continua in modo ostinato a ritenere che ne sia proprietaria a tutti i costi, anche tenendola chiusa senza realizzare nulla. Un brevissimo chiarimento sulla caserma dei Carabinieri, visto che loro l'hanno citata, la possiamo fare? Bene, anche sulla vicenda della caserma dei Carabinieri va fatta una precisazione. Quella caserma, che è un immobile che appartiene all'area ex Monte Edison, l'amministrazione comunale pro tempore, l'amministrazione di Firetto, l'aveva donata ai Carabinieri e chiesto alla Moncada Costruzioni di effettuare le opere necessarie per renderla abitabile. Bene, sappiate che il comune di Porto Empedocle forse è l'unico comune in Italia che concede in locazione immobili senza ottenere un canone d'affitto e che ad oggi, dalla data di consegna di quell'immobile ai Carabinieri, non c'è un contratto che disciplina l'occupazione di quell'immobile da parte dei Carabinieri, quindi da parte del Ministero degli Interni. Quindi dal 2007 ad oggi, situazione che chiaramente va regolarizzata, va sanata, perché nonostante occupano un immobile di proprietà comunale, nonostante non vi sia un contratto che disciplini il rapporto tra il Ministero degli Interni e il Comune ha speso l'anno scorso 50.000 euro nella caserma dei Carabinieri. Premesso, e sottolineo, servizio che i Carabinieri svolgono in questo Paese è da encomio, non è rivolto ai Carabinieri, è semplicemente rivolto ad una gestione semplice, allegra di chi mi ha preceduto e che oggi si erge a paladino e difesa di tutto quello che secondo lui e secondo qualche altro malato della sindrome di Procoste è stato fatto bene ed era necessario che Moncada continuasse a detenere quello che è l'unica possibilità di sviluppo di questo comune, per non fare nulla. Picchiato ripetutamente davanti il suo locale da un branco composto da almeno 10 persone, è successo a Licata, dove un commerciante 35enne, gestore di una panineria-piadineria, è stato selvaggiamente aggredito nel centro cittadino da un gruppo di persone per futili motivi. Alla base del pestaggio probabilmente una discussione nata pochi minuti prima è degenerata. Il 35enne ha riportato diversi traumi sparsi ed è stato ritrovato da alcuni passanti riverso in strada. Il branco invece si è dato alla fuga. Immediati soccorsi con un'ambulanza che ha trasferito il malcapitato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Al via le indagini degli agenti del locale commissariato, al vaglio eventuali immagini di sorveglianza e la ricerca di testimoni oculari. Adesso la politica, parliamo di elezioni. Faraone e Armao presentano ad Agrigento il terzo polo. Le interviste del nostro direttore Arturo Cantella. Presidente, le ragioni di questa scelta: lei milita nel centrodestra, vicepresidente, ma ha deciso di cambiare schieramento e di portare avanti la sua candidatura nel terzo polo. Il terzo polo rappresenta oggi un'importante aggregazione delle forze liberal-socialiste, delle forze cattoliche, che hanno deciso di ritrovare unità in una proposta che non è moderata, ma che è centrista, che guarda ai valori della libertà, ai valori della tolleranza, ai valori della solidarietà, della coesione del Paese, uscendo dalla dinamica delle estreme, del centrodestra sempre più a destra, del centrosinistra sempre più frammentato, nella contraddizione tra 5 Stelle e PD.
Il Terzo Polo sa dare una guida al Paese, sa dare una guida alla Regione. Ecco perché riteniamo chiusa l'esperienza del centrodestra, un centrodestra litigioso, contraddittorio, che soprattutto negli ultimi mesi della legislatura ha lasciato di sé, basta vedere le vicende che ha tenuto il Presidente dell'Assemblea, onorevole Miccichè, nei confronti dell'ex Presidente, del Presidente della Regione, e che ha purtroppo dovuto lasciare il Presidente Musumeci. Basta vedere cosa è accaduto per cogliere la insostenibilità di un clima di un centrodestra troppo farraginoso, troppo litigioso. Assistiamo agli apprezzamenti sulla condizione di insularità, sulla crescita economica della Sicilia, ma questi sono risultati dell'assessorato all'economia, quindi che il centrodestra si complimenti di questo è opportuno, ma è opportuno evidenziare che questi sono i risultati di un'azione di governo di chi è riuscito a ridurre il debito di 1,5 miliardi, a ridurre le addizionali su IRPEF e IVA, a ridurre una serie di oneri come 700 milioni di oneri finanziari sul bilancio della Regione. Questi sono risultati di un'azione seria come vuole essere quella del Terzo Polo. Sicilia sul serio. Gli obiettivi, mi riferisco al programma da proporre ai siciliani. Gli obiettivi sono prima di tutto una politica del lavoro che punti a riportare i nostri giovani siciliani che sono andati via, che sono dovuti andare via dalla Sicilia, e soprattutto a non farne uscire altri, perché l'idea di andare a studiare fuori per qualche anno o andare a fare esperienza di lavoro è cosa più che importante. Quello che è inaccettabile è che l'unica via per la salute sia l'aereo e per il lavoro sia la nave, e andare via dalla Sicilia. Questo è inaccettabile. Noi vogliamo costruire lavoro vero attraverso la fiscalità di sviluppo, le riforme, le zone economiche speciali, per attrarre investimento e dare lavoro vero ai nostri cittadini e ai nostri giovani, su quello che può dare solo l'impresa. Nuove imprese, nuove iniziative economiche, nuovo sviluppo che passa attraverso la credibilità di un governo regionale e non attraverso i litigi e le richieste di un gatto fedele che spero non abbiano trovato, ma che certamente è inaccettabile nel linguaggio istituzionale. Le ragioni di questa candidatura? Le ragioni di questa candidatura, è chiaro che si tratta di un ritorno in politica che attendevo anche da tempo. Ho atteso di poter dare ancora un contributo, questo spero possa essere utile per la nostra provincia, una provincia che, devo dire, a vista di tutti, è una provincia che ha adesso necessità quanto più di essere meglio rappresentata e di avere comunque la competenza al centro dell'interesse politico. Dobbiamo ritornare a dare voce a quelle che sono le istanze dei nostri concittadini, dei nostri territori, di alcune parti della provincia, e mi riferisco anche alla mia città Canicattì, che da tempo è abbandonata da chi ha rappresentato le istituzioni. Parlo delle istituzioni politiche, ovviamente. Per cui è chiaro che ho sentito l'esigenza di tornare e devo ringraziare il Terzo Polo, che mi ha dato fiducia e che mi dà la possibilità di esprimere le mie idee e di poter magari riuscire a contribuire sia adesso per la campagna elettorale e spero anche poi in Parlamento regionale. Michele Termini, una candidatura impegnativa, quella per il Senato e col Terzo Polo. Ecco, le ragioni di questa scelta? Beh, le ragioni di questa scelta stanno nel fatto che il Terzo Polo ha deciso di candidare gente del territorio. Noi non abbiamo nelle nostre liste Craxi, Brambilla, Fascina, gente che sono del nord, soltanto che fanno i cosiddetti prenditori di voto, e poi nessuno porterà le esigenze degli agrigentini e dei nisseni in Parlamento nazionale. Il Terzo Polo nel collegio uninominale, dove vengono rappresentate le vere istanze dei territori, candidano dei cittadini di Agrigento. Io sono l'unico candidato della provincia di Agrigento all'uninominale, e questo cosa sta a significare? Che le grandi forze politiche se ne fregano della provincia di Agrigento, si prendono un nome di una cittadina di Milano e la candidano. Quindi il Terzo Polo punta ai territori, e quando vengono i leader nazionali qua in Sicilia che si parla di ponti e di sbarchi, ma noi non abbiamo bollette della luce, noi non abbiamo bollette del gas, non abbiamo dei prodotti agricoli che soffrono il problema della territorialità e dell'insularità. No, noi abbiamo solo questi due problemi. Perché? Perché non conoscono i veri problemi della Sicilia, e quindi mandiamo in Parlamento chi conosce i veri problemi della Sicilia e della provincia di Agrigento e di Caltanissetta. Sindaco, le ragioni di questa sua scesa in campo con il Terzo Polo a pochi mesi dalla sua vittoria ad Aragona, ecco, che senso ha, come spiegarlo ai suoi futuri elettori?
Ma guarda, la scelta del terzo campo è stata una scelta dettata dal fallimento sia dalla destra che dalla sinistra. Una destra e una sinistra allo sbando, molto litigiosi, e poi non avendo l'occhio completamente al territorio, sia la destra sia la sinistra hanno tantissimi big candidati nelle liste siciliane, ma che non hanno niente a che vedere con la Sicilia, provengono tutte dal nord, gente che non conosce le esigenze del territorio. Quindi la scelta del terzo polo è stata questa, la scelta territoriale. Sì, un partito del livello nazionale che ha l'occhio però al territorio, che ha l'occhio ai bisogni della gente. E allora un sindaco che conosce i bisogni dei cittadini, che conosce i bisogni del territorio, è giusto che scenda in campo e chieda il consenso affinché possa portare le istanze del territorio al governo della regione a cercare di risolverle. Io non voglio lo stretto, che si faccia il ponte allo stretto di Messina, non voglio grandi opere, ma voglio che la Sicilia abbia una rete viaria dignitosa, che si possa raggiungere Palermo-Catania in tempi normali, che non si raggiunga da Agrigento a Messina col treno in 5 ore, ma almeno in 2 ore, come si raggiunge Roma-Milano in 3 ore. Quindi io credo che questo terzo polo sia in grado di risolvere questi problemi e di avere un occhio a quelli che sono i bisogni dei cittadini e i bisogni del territorio. Si ritorna in campo per il terzo polo? Sì, ho accettato la proposta di candidarmi in questa lista Azione Italia Viva perché è una lista intanto che ha fortemente valorizzato la meritocrazia, la conoscenza del territorio. E io che sono stato sindaco della mia città, ma anche ancor prima consigliere comunale, presidente del Consiglio, e conosco davvero quali sono le criticità dei nostri territori, vorrei portare all'interno dell'Assemblea regionale siciliana queste informazioni e queste potenzialità della nostra terra per trasformarle in iniziative legislative e governative. Certamente tutto questo mi è possibile grazie al fatto che è stata privilegiata la meritocrazia degli uomini del territorio, cioè che le liste sono state fatte senza criteri diversi e questo è per me motivo di grande soddisfazione, tant'è che io ritengo che questo non debba tanto essere considerato il terzo polo, ma il primo polo della politica seria, della politica della competenza. E da Cammarata Matteo Salvini presenta i candidati della Lega. Vediamo. Onorevole, allora si parte con questa campagna elettorale oggi qui a Cammarata, a Ravanusa, per la campagna elettorale del Premier Salvini per la Sicilia. Lei sarà candidato sia alle regionali che alla Camera. Sì, devo dire, parte la campagna elettorale, ma per chi fa politica sul territorio la campagna elettorale è sempre, e siamo sempre impegnati sui temi e sul territorio. Una doppia candidatura, un doppio impegno per i siciliani, quello di votare sia per le regionali che per le nazionali. Ecco, questa confluenza di voto darà qualche indicazione, sarà qualche influenza per la Sicilia? Allora, devo dire che io, quando il Presidente della Repubblica ha chiesto, ha sciolto le Camere, ho chiesto l'elezione con le divisioni di Musumeci. Mi sembrava giusto accorpare le elezioni e, come dire, guadagnare tempo e spendere meno. La candidatura di Schifani come la valuta? Il centrodestra può farcela in Sicilia? Assolutamente sì, è un uomo di esperienza e di equilibrato. Secondo me sarà un ottimo Presidente della Regione. L'impegno della Lega per la Sicilia è lavoro, infrastrutture e salute. Lasciamo agli altri le grandi promesse non mantenute da 50 anni. Noi per la prima volta ci presentiamo in tutta la Sicilia, in tutti i comuni, in tutte le province, con donne e uomini all'altezza, con tanti sindaci, e se uno fa il sindaco in Sicilia vuol dire che può fare tranquillamente il parlamentare regionale o nazionale, per proporre un po' di lavoro in più, infrastrutture e salute, e quindi vuol dire più ospedali, meno liste d'attesa, più medici, più
più infermieri, meno code in questa terra straordinaria. C'è il tema poi sicurezza e immigrazione, l'ho dimostrato sulla mia pelle da ministro, bloccare gli sbarchi si può, contrastare gli scafisti e i trafficanti di esseri umani e di droga si può. Non è possibile che le televisioni di mezzo mondo parlino di Sicilia, di Lampedusa, di Pantelleria, di Pozzallo, di Agrigento, di Trapani solo per il tema dell'immigrazione clandestina. Col voto del 25 settembre si può dare una marcia in più con la Lega sia in regione che a livello nazionale. Si voterà anche in Sicilia, ecco, questa confluenza di voto inciderà in qualche modo? Io penso che il centrodestra abbia donne, uomini e numeri per stravincere sia in Sicilia che a livello nazionale. Io sono già come capo della Lega con la testa al 26 settembre, quindi al giorno dopo il voto. Qua c'è l'emergenza bollette, luce e gas, per cui invito tutti i partiti a non perdere tempo, a non dividersi, a non litigare a Palermo, a Roma, a Milano. Su questo bisogna approvare una legge come quella francese per bloccare gli aumenti di luce e gas adesso, non a ottobre, a novembre, perché rischia di essere tardi. E poi ci rivediamo in Sicilia nei prossimi giorni. Io purtroppo, fra virgolette, sarò a Palermo il 16 settembre per l'ennesima puntata del processo a mio carico perché ho bloccato gli sbarchi, però ne approfitterò per incontrare tanti altri siciliani. Fatemi dire che è bello entrare anche nel cuore della Sicilia, non solo sulle coste, sulle spiagge, ma anche nella Sicilia centrale, e sono orgoglioso di aver candidato fra gli altri anche in Sicilia il Presidente dell'Unione Italiana Cecchi, perché nessuno venga dimenticato e perché l'abbattimento di barriere architettoniche arrivi finalmente in Parlamento e non solo in televisione. La mancanza delle infrastrutture in Sicilia, lei ha incontrato addirittura le pecore, Agrigento è l'ultima in classifica per infrastrutture per tutti. Assolutamente sì, diciamo che ho preferito oggi essere bloccato in macchina dalle pecore che non dai lavori corso o dal traffico di Milano. Però servono infrastrutture, vuol dire strade, alcune sono già progettate e finanziate, ferrovie, alcune già finanziate, però servono anche infrastrutture tecnologiche. Non puoi non essere connesso, non avere internet, non avere linea telefonica in mezza regione Sicilia. Il ponte sullo stretto è una parte del tutto, non basta solo, è necessario, perché non puoi fare Palermo, Catania, arrivare a Messina e poi perdere 2 ore prima di arrivare a Reggio, quindi per unire Sicilia, Calabria, Italia ed Europa il ponte sullo stretto è fondamentale. L'importante è che non rimanga solo lì e quindi serve collegare anche Agrigento, Enna, Caltanissetta, Trapani, quello che non è sull'attuale asse viario, e conto di tornare ad Agrigento senza miracoli ma con un po' di lavoro in più e qualche infrastruttura in più. La disoccupazione giovanile, purtroppo stiamo vedendo che la Sicilia è fonte di grande migrazione, i cervelli scappano e vanno via. Noi abbiamo 2 proposte, uno azzerare la legge Fornero per mandare in pensione gli ultra sessantenni e aprire questi spazi di lavoro ai ventenni nel pubblico e nel privato. 2, ridurre le tasse a chi crea lavoro. Oggi un giovane anche in Sicilia, grazie alla Lega, si apre la sua prima partita IVA, paga solo il 5% di tasse per 5 anni. Ultima riflessione, una revisione necessaria del reddito di cittadinanza. Letta dice che bisogna estendere il reddito di cittadinanza a più immigrati, che sono arrivati qua anche da poco tempo. Io dico invece che bisogna fare più controlli, lasciarlo a chi non può lavorare, ma se qualcuno rifiuta un'offerta di lavoro non può andare avanti a prendere soldi alla faccia dei siciliani che si alzano la mattina per andare a lavorare. Beh, le aspettative di chi vuole fare territorio, di chi vuole declinare quello che è stato un concetto politico che hanno declinato al settentrione con i risultati che chi vive al settentrione ha potuto vedere, oggi li vogliamo declinare in versione meridionale, nel senso che tirare gli interessi del territorio, tracciare una visione di questa nostra regione, di questa nostra provincia e cercare di creare quelle prospettive che da tanto tempo l'elettorato si aspetta. Cosa chiedere in più a Salvini? Ma noi intanto chiediamo una nuova declinazione della Lega proprio a livello territoriale, perché il concetto di Lega non è più legato ad un discorso di settentrione, di centro o di sud, ma è legato al territorio dove questa insiste e dove questa in qualche modo deve declinare le istanze del territorio e delle comunità. È importante perché la Lega ha dimostrato con i fatti, nella persona di Matteo Salvini, di essere un partito che bada alla concretezza, bada ai bisogni dei cittadini in maniera forte, reale, e lo fa anche quando ha tutti contro e lo fa anche prendendosi qualche rischio. Vediamo Salvini per difendere i confini nazionali e per difendere la nazione e per bloccare l'immigrazione clandestina sta subendo ben 2 processi. Già solo questo
questo servirebbe a far capire l'uomo, un uomo che praticamente dà tutto per la sua base e si mette a disposizione anche rischiando qualcosa di proprio. Carmelo D'Angelo, sindaco di Ravanusa, Salvini è stato a Ravanusa, ora qui a Cammarata e con le sue decisioni per questa scelta politica. Sì, è una presenza importante perché è una politica che cura il territorio, una politica che bada agli interessi della Sicilia e della provincia di Agrigento. La testimonianza della vicinanza è la presenza di Matteo Salvini oggi qui in Sicilia, a Ravanusa e a Cammarata. Siamo orgogliosi di ciò, adesso ci prepariamo a questa campagna elettorale per le regionali con tanto entusiasmo e con la certezza che ci vedrà vittoriosi il 25 di settembre. Onorevole Tardino, oggi ad Agrigento qui a Cammarata, il suo impegno anche per la Sicilia? Sì, il nostro impegno soprattutto per i territori, quelli più dimenticati, tra questi sicuramente la parte montana della provincia dove servono tante cose ma soprattutto infrastrutture. Sono lieta che il senatore Salvini abbia accettato l'invito di venire proprio qui a Cammarata, dove peraltro abbiamo una sezione storica del nostro partito. Proprio perché voglio stare accanto alla fragilità, cioè cosa significa? La Lega si sta veramente interessando sui problemi del territorio e sulla sanità e anche sul fatto delle pensioni delle persone che non possono veramente lavorare, quindi anche la legge Fornero va cambiata. Sindaco di Realmonte, le decisioni di questa sua scelta? Sì, è un progetto indipendente sposato da Prima l'Italia, oggi è stata presentata la lista, noi ci siamo qua con un accordo di programma che è pro territorio, pro futuro, pro Sicilia, quindi un appello va alla gente, dateci fiducia in modo che veramente si possa insieme scalare il futuro. Il 15 settembre prossimo manifestazione per dire no all'installazione dei rigassificatori dentro i porti, secondo quanto indicato dal governo come contromisura alla crisi energetica aggravatasi con la guerra della Russia all'Ucraina. Uno dei luoghi scelti è Porto Empedocle. Arturo Cantella. Alessio Lattuca, giorno 15 ci sarà una mobilitazione nazionale contro i rigassificatori, si parte da Piombino ma anche Agrigento con il futuro progetto di Porto Empedocle vuole dire la sua. Bene, sì, abbiamo questo incontro in calendario con la rete nazionale No Rigas, si chiama No GNL, c'è nata una rete in tutta Italia di movimenti, associazioni, singoli cittadini che si occupano del loro territorio in modo anche assolutamente importante. L'abbiamo visto come a Piombino le persone si occupano delle cose che li riguardano con movimenti importanti. È una cosa che vogliamo fare anche noi perché qua non è finita. Purtroppo non è finita perché il silenzio che stiamo vedendo adesso è un silenzio pericoloso. È la ragione per cui ci stiamo di nuovo riattivando dovuta al fatto che le dichiarazioni di Starace di qualche tempo fa non sono cadute nel vuoto, ma subito dopo il governo uscente ha creato una norma con la quale ha facilitato il rilascio delle autorizzazioni in tutte le questioni che hanno a che fare anche con gli impianti pericolosi come i rigassificatori. Addirittura per Piombino, e secondo me vorranno applicarlo anche qua, eliminano la valutazione di impatto ambientale, che è una premessa assoluta, obbligatoria, soprattutto quando si tratta di impianti pericolosi come i rigassificatori e non si può escludere una forma di tutela del territorio come quella. Allora, siccome noi guardiamo oltre, peraltro si salda adesso anche un'altra questione. A Porto Empedocle una società di soli 11.000 euro di capitale sociale con sede a Milano, partecipata da una società olandese, da una società multinazionale, insomma, dai soliti noti, da quelli che sanno fare affari e speculazioni, hanno presentato un progetto alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle chiedendo la concessione di un'area di 346 km², cioè 30 volte a Lampedusa per fare una dimensione, per oltre 30 anni per realizzare un impianto eolico che però, vedi caso, servirebbe a produrre idrogeno verde e si salda correre perché per produrre idrogeno verde ci vuole il gas, l'acqua e l'energia alternativa, cioè quello prodotto dall'eolico o da altre forme
di energia alternativa. Quindi siccome a pensar male, come diceva qualcuno che ne sapeva più di noi, si fa peccato, ma ci si azzecca, io credo che su questo territorio ci sia un progetto ancora più pericoloso, perché quel tipo di progetto definirebbe il progetto precedente, che prevedeva una cosa che abbiamo bloccato più di una volta, l'attraversamento della Valle dei Templi con un metanodotto di 14,9 km del diametro di 2 metri. Quindi abbiamo davanti un mostro che ingombe, i cittadini non ne sanno nulla e noi ci stiamo facendo carico di informarli su quello che può accadere nella nostra città e sul territorio di Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Scuola inizio da paura, prezzi di libri e corredo alle stelle, c'è il servizio. Luce, gas, beni di prima necessità ed ora anche il rincaro sui libri di testo. Far studiare ai ragazzi per le famiglie siciliane sarà complicato, specie per quelle monoreddito. Ad accendere riflettori sull'ingente questione Federconsumatori Palermo. Il costo per l'acquisto dei libri di testo infatti supererà di gran lunga le 300 euro. La scuola più cara in assoluto si conferma essere l'Istituto Alberghiero Borsellino, ben 422 euro la spesa media. Il monitoraggio di Federconsumatori è stato compiuto sulle scuole medie inferiori e superiori di Palermo e provincia. I dati sono stati certificati con gli elenchi pubblicati dall'AIE e l'Associazione degli Editori. In sintesi, il prezzo dei libri, secondo l'associazione, ha subito delle variazioni rispetto allo scorso anno e ciò che desterebbe maggiore preoccupazione è piuttosto la scarsità di materie prime come carta e cartone, che potrebbe determinare gravi ritardi nell'approvvigionamento delle librerie. La spesa per i libri per l'iscrizione alla prima media è mediamente di 314 euro, ai quali vanno sommati 2 dizionari, mentre per la prima classe delle superiori serviranno mediamente 339 euro, con oscillazioni tra i 268 e i 422. Anche in questo caso ci sarà da aggiungere il costo da 2 a 4 dizionari, che mediamente hanno un prezzo tra i 60 e 100 euro ciascuno. Il dato positivo è che il 65% degli istituti superiori monitorati ha rispettato i tetti di spesa ministeriali con percentuali di sforamento sotto il 10%, così afferma Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo. È il caso di sottolineare che, aggiunge ancora Vizzini, lo sforamento del 10% del tetto di spesa sarebbe consentito solo se motivato da decisione del collegio dei docenti e avallato dal consiglio di istituto. Vizzini mette poi in evidenza che per iscrivere un figlio al primo anno del liceo classico scientifico, tra libri di testo e libri consigliati e 3-4 dizionari, una famiglia dovrà spendere mediamente circa 540 euro, 480 euro per gli altri indirizzi. Giudichiamo positivamente la decisione in alcuni licei di ridurre al minimo l'elenco dei libri consigliati da acquistare ad inizio anno, dice ancora. Alla spesa dei libri di testo si dovrà comunque aggiungere l'ulteriore spesa per il corredo scolastico, mediamente di circa 220 euro. oltre la metà dello stipendio di una famiglia monoreddito. Le conseguenze della povertà e del disagio sociale non dovrebbero compromettere in alcun modo il diritto allo studio, dice ancora Vizzini. La mancanza dei libri di testo è la causa principale dell'abbandono scolastico. Il consiglio per risparmiare fornito dall'associazione è di ricorrere comunque ai libri usati se non si tratta di nuove edizioni, ma è necessario porsi subito alla loro ricerca procurandosi l'elenco dei testi adottati. Gli istituti più solerti lo hanno da tempo caricato sui loro siti, ma si può ritirare direttamente nelle segreterie delle scuole. Per verificare la conformità del testo usato con quello adottato è fondamentale verificare che il codice volume sia identico. È possibile comprare libri nuovi ma anche usati in alcuni casi con un certo margine di sconto dal 10 al 15% in alcuni siti specializzati. È importante inoltre sapere che in caso di acquisti online, qualora il testo dovesse essere difforme e o in pessime condizioni, esiste il diritto al ripensamento purché si rispettino i tempi e i modi
per avvalersene, conclude ancora Vizzini. Infine un acquisto piuttosto oneroso è quello dei dizionari. Si trovano ormai un po' ovunque, conclude Federconsumatori Palermo, grandi magazzini e bancarelle comprese. Fare molta attenzione però che non si tratti di edizioni eccessivamente datate, controllare inoltre la data di pubblicazione, preferire sempre le edizioni più recenti. È possibile prenotare anche online i libri scolastici scontati dal 15% presso una nota catena di supermercati. Verso il rientro a scuola dopo 2 anni, addio a mascherine e DAD, ecco le linee guida per il rientro in classe. Vediamo. Con la ripresa delle lezioni a settembre, gli studenti che si ammaleranno di Covid non potranno più fare ricorso alla DAD come è stato negli ultimi 3 anni di scuola. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al Covid che consentiva questa modalità cesse i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021-22. Spiega il ministro dell'istruzione in un vademecum inviato alle scuole con le principali indicazioni in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023. Nelle scuole potranno attivare automaticamente la didattica digitale integrata. È scritto in modo esplicito: i positivi non devono fare la didattica digitale integrata, le scuole dunque non la faranno. Ai genitori che lo chiederanno si potrà dire ovviamente che c'è una disposizione del Ministero. Il genitore può impugnare la decisione del Ministero dell'Istruzione se lo ritiene, ma il dirigente scolastico esegue quello che il Dicastero decide. La scuola non ha autonomia decisionale sotto questo aspetto. A scuola si potrà andare anche se raffreddati, ma i sintomi respiratori devono essere di lieve entità e le condizioni generali buone e senza febbre. In tal caso bisogna indossare la mascherina FFP2, prevede la nota del Ministero. Le mascherine sono previste anche per gli alunni e per tutto il personale fragile in possesso della certificazione necessaria. In tal caso la dotazione di FFP2 e di dispositivi per gli occhi arriverà dalla stessa scuola. Anche il personale che vuole proteggersi potrà usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e strumenti per la protezione degli occhi. La mascherina quindi non è più obbligatoria, tranne che per gli studenti e il personale scolastico a rischio. Non è più neanche prevista la misurazione della temperatura all'ingresso, ma qualora in classe emergesse che qualcuno tra il personale scolastico e gli studenti presenta sintomi indicativi di infezione, deve essere ospitato nella stanza dedicata o nell'area di isolamento appositamente predisposta e nel caso di bambini o alunni minorenni devono essere avvisati i genitori. Per il rientro a scuola dei casi confermati è necessario l'esito del test molecolare o antigenico. Il documento prevede inoltre che la permanenza a scuola degli alunni non sia consentita nei casi di sintomatologia compatibile con il Covid, temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, test per il Covid positivo. Il Ministero raccomanda la sanificazione ordinaria periodica dei locali che deve essere straordinaria e tempestiva in presenza di uno o più casi confermati e il ricambio frequente d'aria. La scomparsa della piccola Denise Pipitone da Mazara del Vallo è ancora oggi uno dei casi di cronaca che ha suscitato più scalpore in Italia. Il fatto risale al 1 settembre del 2014. Le indagini si conclusero in una bolla di sapone, non portando alla soluzione del caso. La mamma Piera Maggio non ha mai smesso di cercare la sua bambina. Vediamo. Il caso di Denise Pipitone non è stato ancora risolto, avvolto da un mistero lungo ormai 18 anni, da quel 1 settembre 2004 in cui la bambina è scomparsa a Mazara del Vallo. Dalla provincia di Trapani all'arresto del mondo e presunti avvistamenti della piccola, che oggi avrebbe 21 anni, si sono succeduti senza soluzione di continuità e continuano a tenere viva la speranza della famiglia sul suo ritrovamento. Fin dalle prime battute del giallo, Denise Pipitone è stata al centro di numerose segnalazioni di presunti avvistamenti e il primo, forse unico caso potenzialmente concreto riguarda la testimonianza di una guardia giurata che filmò una bambina molto somigliante a Denise a Milano in compagnia di un gruppo di nomadi nell'ottobre del 2004, un mese dopo la sparizione. Piera Maggio e Pietro Pulizzi, i genitori di Denise, non si sono mai arresi e continuano a lottare per avere verità e giustizia. La madre della piccola di Mazara del Vallo ha sempre sostenuto di cercarla viva, non avendo alcuna prova di un infausto epilogo sulla sua sorte.
Ancora oggi il caso resta uno dei misteri più grandi della cronaca italiana e ancora oggi, 18 anni dopo, ci si chiede se davvero la piccola Danase, avvistata nel capoluogo lombardo all'epoca dei fatti, era davvero Denise. Nelle immagini una bambina incappucciata risponde in italiano con un "dove mi porti?" alla donna che fuori campo la chiama Danase, un nome che ricorda quello di Denise, che nel corso degli anni non ha mai smesso di creare suggestioni intorno all'episodio milanese, così come quel segno sul viso della piccola indicata dalla guardia giurata, una specie di cicatrice simile al graffio che Denise aveva sulla guancia al momento della sua sparizione. Il caso di Denise Pipitone nel 2004 ad oggi è stato oggetto di continue segnalazioni e false piste tra l'Italia e il resto del mondo, un fiume in piena di presunti avvistamenti che finora però non hanno mai portato a nulla e che non hanno segnato la svolta in questo giallo. Abbiamo avuto grossi problemi. Tenga presente che dopo 3 giorni di intercettazione già abbiamo capito che tutti sapevano, tutte le persone sottoposte a intercettazione sapevano di essere sottoposte a intercettazione. Io a un certo punto, quando ho avuto la direzione delle indagini, ho interrotto le intercettazioni, ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse, nel disperato tentativo di salvare un pochino il salvabile. Davvero una cremona, passando per Bologna Latina, poi a Potenza, dove una ragazza avrebbe dichiarato di essere Denise, finendo per essere smentita dagli accertamenti sul DNA. Nel 2021 ancora l'Italia, con una segnalazione a Scalea in Calabria, dove una giovane di 21 anni di origini romene era stata indicata da un cittadino come potenzialmente degna di interesse. Anche in questo caso un buco nell'acqua, ma c'è ancora di più, perché nel giallo di Denise ci sono anche le numerose segnalazioni in arrivo dall'estero, dal Marocco alla Tunisia, alla Grecia e infine al caso più eclatante, visto l'eco mediatico innescato dalle emittenti del posto, quello della pista russa. Nel 2021 della Russia, infatti, l'ipotesi che una giovane di nome Olesia Rostova potesse essere Denise. Il caso, sollevato da una telespettatrice russa, chi l'ha visto convinta della sua somiglianza con le foto della bambina, e compie ramaggio riguarda una ragazza che sosteneva di essere stata rapita da bambina all'età di circa 5 anni per poi vivere in un campo rom ed essere successivamente trasferita dai servizi sociali in un orfanatrofio. Olesia si era presentata alla TV russa, determinata a scoprire le sue origini e la sua identità. Un'altra pista dunque sfumata, un'altra piccola speranza archiviata nel cassetto del difficilissimo cammino verso la verità, intrapreso 18 anni fa da Pieramaggio e Pietro Pulizzi. Quello che voglio dire è che le persone responsabili di questo sequestro hanno un convincimento interiore, non solo che era giusto farlo, ma anche che non hanno fatto niente di male, perché la ragazza sta bene, sta molto bene. La ricerca a cosa ha portato? Una persona che o è Denise o è comunque una sua parente stretta, ecco, perché è molto somigliante. Ho mandato la segnalazione all'avvocato Fragitta e anche al procuratore della Repubblica di Marsala con tutti i riferimenti. Dottoressa, ma questo sì. Quando è avvenuta questa ricerca via internet? 17 anni fa o in tempi recenti? No, in tempi recenti. La ragazza è in Europa, ma è una persona benestante, è una persona con diverse sedi, si sposta. E quanti anni avrebbe questa persona? Vederla è compatibile con un'età di Denise. O è Denise o è una sorella gemella. La madre di Denise Pipitone continua però a ripetere il suo appello: cerchiamo Denise, viva, aiutateci. Un 38enne disoccupato originario di Racalmuto ma residente a Grotto è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per l'ipotesi di reato di minacce. L'uomo, a margine di una discussione, ha rivolto frasi minatorie all'indirizzo di un 83enne pensionato del luogo, minacciandolo di farlo ammazzare di botte da un suo conoscente. Non è ancora chiaro il movente alla base dell'insano gesto, ma secondo quanto ricostruito il 38enne si sarebbe presentato nei pressi dell'abitazione dell'anziano e dopo uno scambio di vedute gli animi si sarebbero accesi. Il pensionato, dopo essere stato minacciato, è andato alla locale stazione dei carabinieri.
Per il 60° anniversario della nascita di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone, a Calimera torna la Quarto Savona 15. Vediamo. Per i 60 anni di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, a Calimera torna la Quarto Savona 15. Il 23 maggio 1992 il tempo era nuvoloso e nessuno si sarebbe mai immaginato che quella data avrebbe cambiato per sempre la storia d'Italia. Era sabato, uno di quei pomeriggi in cui non è più primavera e non è ancora estate. Chi può è andato al mare, gli altri sono rimasti in casa a seguire i TG che parlano dell'attesa per l'elezione del nuovo capo dello Stato. Tutto sembra tranquillo, ma così non è. Quel giorno alle 17:58 la mafia sfidò lo Stato e con la strage di Capaci scrisse una pagina che nessuno avrebbe mai dimenticato. 57 giorni dopo rimase impressa nella memoria la morte di Paolo Borsellino, che sapeva di avere le ore contate, ma questa è altra storia. Mancano meno di 10 chilometri a Palermo quando sull'autostrada 29, non lontano dallo svincolo per Capaci, 500 kg di tritolo condannarono a morte il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. A premere il pulsante del telecomando era stato Giovanni Brusca, ma se l'attentatuni era stato provocato dall'uomo che sciolse nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo, a volerlo, a pianificarlo, a organizzarlo. Nei minimi dettagli erano stati i vertici di Cosa Nostra, il capo dei capi, Totorina, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Leo Luca Bagarella e altri nomi di spicco della cupola. L'esplosione colpisce il cuore dello Stato e dell'Italia e in 30 interminabili secondi il cielo rosso di una sera d'estate diventa nero. All'arrivo dei soccorsi, della prima auto che guida il corteo, mentre la linea è silenziosa, segno che tutto va bene, non c'era traccia. Si pensò in un primo momento che fosse scampata all'inferno, ma non è stato così. Fu ritrovata in un terreno che si affaccia sull'autostrada a diversi metri di distanza dal luogo della strage. Vito Schifani, Rocco Di Cillo e il caposcorta del giudice Falcone, Antonio Montinaro, che si trovavano sulla Fiat Croma marrone, nome in codice Quarto Savona 15, non hanno avuto scampo. Gli agenti Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo, che viaggiavano invece su una Croma azzurra, erano feriti ma vivi. Furono loro a soccorrere, con l'aiuto di alcuni contadini della zona, il giudice Falcone, la moglie e l'autista Giuseppe Costanza seduto sul sedile posteriore. Il magistrato aveva insistito a guidare per stare vicino a Francesca, che soffrendo di mal d'auto si era seduta davanti. Quando la TV comunica la notizia dell'attentato e della morte di Falcone, il carcere di Lucerdone sembra uno stadio. Nelle celle si brinda con lo champagne perché il nemico numero 1 di Cosa Nostra non avrebbe più fatto paura. Anche dopo la morte del generale Carlo Alberto della Chiesa, il penitenziario si era trasformato in un salone delle feste. La paura è qualcosa che tutti abbiamo, e la vigliaccheria che non si capisce. Io, come tutti gli uomini, ho paura, ma non sono un vigliacco, diceva Antonio Montinaro. L'8 settembre Montinaro avrebbe compiuto 60 anni. La vita del caposcorta del giudice Falcone si fermò però a Palermo quel 23 maggio del 92, ma Calimera, sua città natale, non dimentica. A 30 anni dalla strage di Capaci, la città del sole ricorderà il poliziotto per 5 giorni, dal 5 al 10 settembre, con testimonianze, musica, arte e teatro. Proprio il 5, su iniziativa dell'associazione guidata dalla sorella di Antonio, Matilde Montinaro, la Quarto Savona 15 tornerà in Salento. Una ruota in primo piano, il contachilometri fermo a 182.287 km orari, fili ammassati. Cosa può raccontare un ammasso di lamiere? Che la mafia ha fatto male i suoi conti, come ha detto una volta Tina Montinaro. Pensava di distruggere, insomma, quelle memorie, invece si sono trasformate in un monumento per la vita. Questo progetto, dichiarato Matilde Montinaro, è nato dal condiviso desiderio di tenere viva la memoria di Antonio e di tutte le vittime di mafia pugliesi. Questo luogo
e impegnativo percorso si conclude con il ritorno in Salento della teca contenente la quarto Savona 15. L'8 settembre, giorno in cui Antonio avrebbe compiuto 60 anni, si terrà un incontro pubblico proprio nella piazza dove Antonio ha giocato e sognato, vivendo una infanzia semplice ma piena di vita. Ci ritroveremo, dice ancora Matilde, tutti attorno alla teca. Quella teca che è certamente segno tangibile della distruzione e del dolore che hanno causato le stragi di mafia del 92, ma vogliamo anche che sia il simbolo della vita che corre e non si ferma. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, ha convalidato i 5 arresti in flagranza differita degli altrettanti tifosi dell'Akragas che domenica scorsa hanno scagliato sassi e bottiglie contro i poliziotti in servizio allo stadio Seneto durante il derby contro la Pro Favara, ferendo il commissario capo Francesco Sammartino e l'assistente capo Ezio D'Ambra. Gli è stato imposto l'obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria. A 3 dei 5 è stato imposto anche il DASPO. Si tratta di 5 tifosi di 18, 19, 22, 23 e 30 anni. Il processo per direttissima si svolgerà l'8 settembre. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.